Va bene, dai, non importa, se mo perde, va, che se meglio, sì, già. No, scusami perché c'ero al telefono col mio agente che mi diceva del provino che ho appena fatto per X Factor. E in pratica a me mi ha a casa e al posto mio ha tolto la lettera S. Ma dico, ma se ti sei nata S, continua a fare a S, per cosa ti da far finta di essere una X? Cosa ti sei? Una S transgender? Manco mal che al provin mi ha anche domandato, ma lei pensa di avere l'X Factor? More, ma mi so l'X Factor, so la lettera X che a Venezia si pronuncia Z e invece avevo scelto S. Vedere che ben che vi troverei a scrivere tutte le parole con la S al posto mio. Provati a scrivere Noghese con la S. Cosa viene fuori? Noghese, che vuol dire non ci siete. E dove se andai? Vede, cambia tutto. Tanto vale che mi scambiai con qualsiasi altra etera. Tanto qua va il tutto al posto mio. Mette una R. Che bea che tiri. O magari una F. Ti fai forte. E perché non una P? Pensa ai tifosi al stadio. Cosa chi siglaria? No che pe. Dai. Quindi la X veneziana somi e scriveme giusta. Z. Chi sei? Ho scritto giusto, mi raccomando, qua è X.